finanziamento della misura 322 del PSR è stata una realizzazione di un mio sogno. Certamente è una misura e un finanziamento intelligente e concreto che ha permesso di realizzare la valorizzazione, e quindi promuovere la valorizzazione sia di ambienti rurali che del territorio rurale. Io mi sono inserito in questa misura e questo finanziamento per realizzare un luogo, una cantina, quindi ristrutturata e valorizzata per la promozione del prodotto tipico agricolo molisano ed anche per la valorizzazione del bene immateriale molisano. Penso alle tecniche di ristrutturazione del vecchio materiale di calcareo oppure di pietre, eccetera. Penso anche al modello contadino di trattare il terreno, di creare anche dei contenimenti per la protezione del territorio agricolo. E questo deve servire in queste sale per poterle promuovere, per poterle discutere, per poterle analizzare. Mentre invece si aggiunge a questa cantina la messa in bellezza, dico proprio la messa in bellezza di questo giardino preesistente, dove saranno impiantate piante ormai scomparse, frutti dimenticati che potranno essere non solo utilizzate per rifare una nuova enogastronomia che sa di antico, quindi antico futuro, quello che possa essere l'enogastronomia molisana, ma che possa essere anche un giardino, un orto botanico e didattico per le scuole e per le nuove generazioni.